Nella settimana in cui quasi tutta Italia si risveglia in fascia gialla, anche la Sardegna ritorna nella fascia di rischio più leggera dopo 2 settimane in arancione. Assieme alla Sardegna in fascia gialla si ritrovano altre 15 regioni e la provincia autonoma di Trento. In alcune province italiane inizieranno invece mini lockdown diffusi, ad esempio in Alto Adige e in alcuni comuni abruzzesi. Puglia, Sicilia e gran parte dell'Umbria trascorreranno invece la settimana in fascia arancione. Con il ritorno in fascia gialla è dunque nuovamente possibile, anche per i sardi, circolare liberamente tra comuni. Riaprono al pubblico bar e ristoranti fino alle 18 ed è possibile l'asporto fino alle 22 per i locali con cucina. È inoltre possibile andare a trovare amici e parenti al massimo in 2, tra le 5 e le 22 e una volta al giorno. E riaprono nuovamente i musei nei giorni feriali, dunque dal lunedì al venerdì. Cinema e teatri per il momento rimangono invece chiusi. Resta in vigore il coprifuoco dalle 22 alle 5. Nelle ore notturne è possibile uscire di casa solo per motivi di necessità, salute o lavoro. Anche in zona gialla non si può uscire dalla propria regione per turismo, però, come per tutte le fasce di rischio, è possibile andare nelle seconde case fuori regione. Sono aperti i giardini pubblici e i parchi, ma rimangono chiuse palestre e piscine. La speranza è che adesso, con i dati cautamente incoraggianti dell'ultimo periodo, un aumento progressivo delle persone vaccinate e la graduale uscita dall'inverno, le prossime settimane possano tradursi in un parziale allentamento delle restrizioni, anche e soprattutto per quelle attività che da mesi non possono riaprire.